pieces back home. Friends and those best. Continuiamo questa nostra rassegna di bellezza, amici di Miss Topolini. Vi presento questa spettacolare bionda, l'aspirante Miss numero 35, nome, cognome, età anagrafica, segno zodiacale, insomma raccontaci un po' tutto di te. allora Elisabetta Oliva, vengo da Ronchi dei Legionari, adesso vivo a Trieste e studio geologia qua a Trieste. Beh, insomma studi geologia, come mai? Cioè, cosa vuoi diventare da grande, una geologa? Voglio entrare in guardia forestale. Guardia forestale, quindi una donna in divisa. Io devo dire che la donna in divisa mi ha sempre anche a me catturato, un grande fascino. Senti, quindi ti piace tanto la natura? Sì, le montagne soprattutto. Bello, la montagna, anch'io adoro la montagna, però insomma siamo a Miss Topolini, siamo a Trieste, siamo nell'estate, quindi come mai sei venuta a iscriverti? Ma perché ero già venuta qua l'anno scorso, mi ero divertita, allora sono tornata. Ah, che bello, vedi, quindi tu ti eri già iscritta, ti sei divertita e sei venuta di nuovo a trovarci. Bene, hai trovato qualche amica, hai ritrovato qualche amica? No, mi sono fatta accompagnare da un'amica con cui mi scuso per averla fatta stare qua tutto il pomeriggio. Poverina, la salutiamo, però insomma è in buona compagnia, sta sorseggiando dei drink, delle bibite, sta mangiando patatine. Va bene, senti, hai un portafortuna quest'anno rispetto all'anno scorso, oppure cosa hai fatto tesoro della scorsa esperienza rispetto per, insomma, un'arma vincente, ecco? Non saprei. Semplicità, non so, un colore, un capo d'abbigliamento. Mi sono vestita in modo molto più semplice, più con il mio stile. Bene, giusto, vive la semplicità. Adesso, cara la mia bionda, guarda la telecamera di Miss Topolini, a te insomma puoi dire quello che vuoi, se vuoi salutare qualcuno, vuoi dire una poesia, puoi dire quello che vuoi. Saluto tutti i miei compagni dell'università e basta. In bocca al lupo. Crepi. And I say, hey, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel